Nell'ultimo anno nella provincia di Venezia le imprese sono aumentate del 5% per quanto riguarda il totale delle localizzazioni, ma negli ultimi 2 anni c'è un miglioramento anche per quanto riguarda le sedi di impresa. L'economia del veneziano dunque sembra essere ripartita. Lo rende noto il cruscotto delta lagunare, la pubblicazione elaborata dall'Ufficio Statistica della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo che monitora i principali indicatori congiunturali del territorio relativi alla struttura produttiva e al movimento anagrafico delle imprese. Vediamo dei miglioramenti un po' su tutti i settori legati ai servizi. Mentre continuano ad esserci dei segnali negativi nell'ambito dell'agricoltura, dove le imprese familiari tendono a chiudere, e anche in altri settori delle costruzioni. Anche il dato sul mercato del lavoro è positivo, abbiamo un abbassamento dei tassi di disoccupazione, però c'è il saldo fra assunzioni e cessazioni nell'anno 2017 è positivo, non è positivo per i contratti a tempo indeterminato, quindi c'è una prevalenza invece di contratti o di somministrazione o a tempo determinato. Le osservazioni sui cambiamenti degli stili di vita e dei consumi tra la popolazione e le imprese mettono in luce due driver fondamentali per la crescita del sistema, ovvero la digitalizzazione e l'attenzione all'ambiente. Questo perché ormai il 98% dispone di un accesso ultralarga, sulla banda ultralarga, però solamente alcuni lo usano come dispositivo di lavoro. Do un dato, l'e-commerce è solo al 13%. Chiedono grandissima formazione sia per loro che per i loro dipendenti.